Abdullah e il genio. Dove le sabbie dorate dell'Arabia si perdono nel profondo mare blu, viveva un tempo un povero pescatore che si chiamava Abdullah. Ogni giorno stava sulla spiaggia per ore e ore, gettando la sua rete nell'acqua. Per lo più riusciva sempre a pescare qualche pesciolino, ma un giorno sembrò essergli capitata una sfortuna maledetta. Quando gettò la rete per la prima volta, tirò su un mucchio di alghe verdastre. Quando la gettò per la seconda volta, tirò su un mucchio di rottami e la terza volta pescò solo una massa di fango nero appiccicoso. «Ma quello cos'è?» si chiese, mentre il fango colava fuori dalla rete e si depositava ai suoi piedi. «È una vecchia bottiglia. Vediamo un po'». Abdullah cercò in tutti i modi di togliere il tappo. Girò e tirò e spinse finché a un tratto il tappo saltò e una raffica di polvere uscì dalla bottiglia. La polvere si mutò rapidamente in fumo e poi il fumo assunse svariati colori e i colori presero a modellare una forma, prima una faccia, poi un corpo, e la figura diventava sempre più grande. Dopo pochi secondi un enorme genio troneggiava sopra lo spaventatissimo pescatore. «Finalmente libero!» esclamò una voce più potente del tuono. «Libero dopo tanti anni, e ora ti mangerò!» Abdullah si prese la testa fra le mani. «Ma perché? Perché? Cosa ti ho fatto?» «Ti taglierò a pezzettini!» tuonò il genio afferrando al volo uno stormo di uccellini che gli erano passati sulla spalla. «Non faccia questo, padron genio!» pregò Abdullah cadendo in ginocchio. «Non intendevo darle fastidio, per piacere non mi uccida!» «Ti darò in pasto ai pesci ridotto a pezzettini!» muggì il genio, sfoderando un enorme spadone ricurvo e puntandolo sul naso del pescatore. «Abbi pietà di me!» gridò Abdullah. «Cosa ti ho fatto di male?» «Silenzio!» impose il genio e urlava così forte che un vulcano che si trovava nelle vicinanze cominciò a eruttare. «Taci, e io ti dirò la ragione per cui voglio ucciderti!» E senza muovere la spada dal naso di Abdullah, il genio narrò questa storia. «Il grande sultano Solimano mi rinchiuse nella bottiglia per punirmi di una magia maligna che avevo messo in opera nel suo regno. Mi pigiò in quell'orribile prigione di vetro come una balena in un uovo. Ho galleggiato in un oscuro silenzio per secoli. L'unico rumore che udivo era il mio respiro. L'unica cosa che sentivo era il battito del mio cuore. L'unica speranza era di venire pescato e liberato da un pescatore. Nei primi 1000 anni gridavo: «Liberatemi, liberatemi! Se qualcuno mi libera, farò in modo che 3 suoi desideri si avverino!» Ma nessuno mi udì e nessuno mi liberò. Nei 1000 anni seguenti gridavo: «Liberatemi, liberatemi! Se qualcuno mi libera, gli darò in dono tutta l'Arabia!» Ma nessuno mi udì e nessuno mi liberò. Nei 1000 anni ancora seguenti rimasi zitto e pensai: se riuscirò a liberarmi di questa terribile bottiglia, ammazzerò il primo uomo che vedo e ogni uomo che incontrerò dopo di lui. «Ma il sultano Solimano è morto quasi 3000 anni fa!» gridò Abdullah. «Appunto!» sbottò il genio.
Non ti meravigliare quindi se sono di pessimo umore. Emise un potente urlo e le acque ribollirono intorno alle sue caviglie. Alzò la grande spada che lampeggiò al sole e tagliò a strisce una nuvola che passava. Poi guardò giù per godersi lo sguardo di terrore dipinto sul volto del piccolo pescatore. Ma invece di apparire terrorizzato, Abdullah stava davanti a lui con le mani sui fianchi, la testa piegata da un lato e una smorfia sorniona dipinta sul viso. «Piano, piano, piano», disse con calma. «Smettila di prendermi in giro e dimmi da dove sei arrivato veramente». La terra tremò quando il genio prese un profondo respiro. «Cosa? Piccolo verme, piccolo scarafaggio, preparati a morire!» E alzò la spada sulla testa. «Oh, andiamo! Di sicuro stai scherzando! Ma che storia racconti? Dimmi da dove sei uscito veramente! Ero così occupato a vuotare questa vecchia bottiglia che non ho visto da dove sei saltato fuori!» «Cosa? Formica! Pulce! Io sono uscito dalla bottiglia e ucciderò tutti!» «Oh, povero me!» sospirò Abdullah. «Ma la mamma non ti ha insegnato che bugie così grosse non si raccontano? Io vedo le dimensioni della bottiglia e guardo le tue. E ti dico che tu non sei uscito dalla bottiglia più di quanto non ne sia uscito io». E Abdullah tentò ostentatamente di ficcare il suo piede nel collo stretto della bottiglia. «Insetto che non sei altro! Tu... Il labbro inferiore del genio cominciò a tremare. Ti dico che sono uscito dalla bottiglia, è la verità!» «Beh!» lo schernì Abdullah voltandosi per andarsene. «Allora provalo!» Al gigante, per la rabbia, si rizzarono i peli del petto e alzò i pugni al cielo. Poi, dopo pochi secondi, si dissolse in tutti i colori dell'arcobaleno. I colori sfumarono e una doccia di fumo e cenere cadde dal cielo e scivolò nuovamente nella piccola bottiglia. «Hai visto?» disse una voce soffocata dal di dentro. «Te l'avevo detto!» Rapido come il lampo, Abdullah tirò fuori il tappo dalla tasca e lo ficcò nel collo della bottiglia. Poi lo avvitò e lo spinse finché la bottiglia fu ermeticamente chiusa. «Ehi, fammi uscire! Vermicettole! Fammi uscire subito!» «Oh no!» rise Abdullah. «Rimarrai lì per altri 1000 anni se hai intenzione di essere così antipatico!» «No, ti prego! No! Prometto di esaudire 3 dei tuoi desideri, se mi liberi! Apri subito questa bottiglia, formica!» Abdullah prese la rincorsa e con tutte le sue forze gettò la bottiglia in mare il più lontano possibile. «Ti darò tutta la rabbia!» gridava il genio mentre la bottiglia volava per l'aria. Poi la bottiglia fece e ricadde in acqua. E l'unico suono udibile era quello delle onde che si infrangevano dolcemente sulla spiaggia. Più tardi nella giornata, Abdullah tornò sulla spiaggia per mettere un cartello bene in vista. Ci aveva scritto: «Attenti al genio in bottiglia. Proibito pescare». Poi arrotolò la sua rete e si spostò su un altro tratto della spiaggia. Dora e il canguro. Dora incontra i cacciatori. Addio, cucaburra!
salutò Dora avviandosi con mamma canguro in cerca di Platypus, che, a detta di tutti gli animali, avrebbe potuto aiutarla a trovare la strada di casa. «Io non ho mai visto Platypus», disse Dora mentre attraversavano un profondo burrone. «Che aspetto ha?» «Oh, è in gamba, sai», rispose il canguro, «ma è una creatura così bizzarra. Gli animali dicono che è un uccello e gli uccelli dicono che è un animale o un pesce. Tutti lo lasciano in pace, tranne gli umani, che continuano a scrivere libri su di lui». Dopo un bel po' giunsero a una pozza ombrosa. Il canguro saltò fino all'orlo dell'acqua emettendo dei curiosi grugniti e presto Dora vide qualcosa di nero affiorare dall'acqua. Era il becco del più strano essere mai visto. Piccolo e peloso, ma con le zampe palmate come un'anitra. Il canguro tolse con una leccata un granello di polvere dalla fronte di Dora e sussurrò: «Ti prego, fai molta attenzione a come gli parli». «Io sono l'Ornithorhynchus paradoxus», disse Platypus a Dora con sussiego. «Vuoi scrivere anche tu un libro su di me?» «Ah, voi umani, venite qui, buttate per aria la mia casa e vi credete in diritto di scrivere libri su di me che ho antenati che risalgono a milioni di anni fa». Dora cercò di spiegare qual era la vera ragione della sua visita, ma Platypus sembrava piuttosto annoiato. Alla fine Dora perse la pazienza. «Insomma, qualcuno deve pur conoscere la strada per tornare a casa mia». «Oh, naturalmente», rispose Platypus sbadigliando. «Devi solo chiederlo alla cutrettola». «Oh, grazie», esclamò Dora. «Come sei intelligente, Platypus. Ti ho già detto che il mio nome è Ornithorhynchus paradoxus». E risprofondò nella pozza. «Dunque dobbiamo cercare Guglielmo la cutrettola», disse il canguro. «Salta dentro e mettiamoci in cammino». Passarono il giorno a setacciare la macchia. Ma anche se molti animali lo avevano visto e avevano udito il suo chiacchiericcio, era sempre volato via prima dell'arrivo del canguro. Giunta la sera, si rinfrescarono a una pozza e il canguro trovò un comodo rifugio per la notte. Dora, sdraiata vicino al canguro, pensava accorata ai suoi genitori, che, non sapendo quanta cura avevano di lei i suoi amici animali, erano certo molto in pena. A un tratto aprì gli occhi. La luna era alta nel cielo e il canguro stava annusando l'aria. Si sentiva in lontananza un sordo rumore di tamburi. «Che cos'è?» chiese. «Aborigeni», sussurrò il canguro. «Dobbiamo andarcene subito». «Non ci faranno mica del male, no?» chiese Dora, che desiderava tanto vedere un viso umano. «Mi piacerebbe moltissimo vederli danzare». «Se ci vedono, ci aizzeranno contro i cani e ci uccideranno», replicò il canguro. «Ma se proprio vuoi vederli, allora seguimi e cerca di non fare il minimo rumore». Saltarono fra i cespugli, avvicinandosi sempre più. Dentro il marsupio, Dora sentiva che la sua amica stava tremando. Dopo un po' arrivarono a una radura dove degli uomini con i corpi dipinti di rosso e di bianco stavano ballando. Altri, accovacciati al suolo, facevano risuonare le lance contro i boomerang e battevano le mani. E tutti insieme cantavano una strana canzone lamentosa, mentre la luce dei falò illuminava i loro volti con paurosi bagliori rossastri. «Ho paura», bisbigliò Dora. «Gli umani bianchi non sono così». «Tutti gli umani sono uguali, sotto sotto», disse il canguro. «Tutti uccidono gli animali. Guarda, quella è una danza che mima l'uccisione dei canguri. Uno dei ballerini fa finta di essere un canguro e gli altri fanno finta di dargli la caccia». Dora rabbrividì e sussurrò:
vorrei non essere umana. L'animale la rincuorò gentilmente. Però ci sono alcuni umani che sono buoni, disse. Se non userai mai stivali di pelle di canguro e se non mangerai mai brodo di canguro, tu sarai uno di quelli. Oh, ti giuro che non lo farò, promise Dora. Erano così infervorati nel loro discorso che dimenticarono di fare attenzione ai cani degli indigeni, i cani dingo che si aggiravano nell'accampamento e che all'improvviso annusarono l'odore del canguro e abbaiarono. Il canto cessò e tutti cominciarono a gridare. Il canguro afferrò Dora e cominciò a fare dei balzi enormi. Sembrava che volasse nella notte, ma i cani ringhiosi e gli aborigeni urlanti erano alle loro calcagna. La povera Dora era terrorizzata. La luna brillava e i cacciatori potevano vedere facilmente il canguro in fuga. «Mamma canguro!» gridò Dora. «Mettimi giù! Potrei fuggire più veloce senza il mio peso!» «No, mai più!» ansimò il coraggioso animale. «È così che ho perso il mio piccolo cangurino!» Di botto si fermò. Erano arrivati al bordo di una roccia davanti alla quale si apriva una gola scura e profonda, un baratro nella terra. Dora vide che i cacciatori erano ancora lontani, ma un cane si stava avvicinando pericolosamente con i denti aguzzi che scintillavano alla luce della luna. Il canguro sfilò velocemente Dora dal suo marsupio e balzò in avanti per fronteggiare il cane. Stava lì, dritto, in piedi, con le sue piccole braccia allargate. Con un ringhio terribile il cane si avventò alla gola del canguro, che lo afferrò con le sue due manine nere, gli dette un calcio con una delle zampe posteriori e il cane stramazzò a terra. Intanto i cacciatori si avvicinavano. L'unica possibilità di salvezza era saltare il baratro. Il canguro raccolse Dora, la rimise nel marsupio e si avvicinò allo spaventoso abisso. Ancora Dora gridò: «Mamma canguro, lasciami qui e salvati!» Ma l'unica cosa che udì in risposta fu il sibilare del vento mentre compivano il grande balzo. Dora trattenne il fiato mentre volavano nell'aria. Ecco, avevano raggiunto l'altra sponda, ma no, il canguro stava scivolando nel burrone. Lottò con tutte le forze per trovare un appiglio, lo trovò, riuscì a risalire e piombò esausto a terra. In un baleno, Dora saltò fuori dalla tasca e mise le sue braccia intorno al collo dell'animale. «Ti prego, non morire, mamma canguro, ti prego, non morire!» gridò affondando il viso nella morbida pelliccia grigia. Ma il canguro non si muoveva e rantolava. D'improvviso udì una voce aspra dietro di lei. «Che aspetti? Perché non dai un po' d'acqua al tuo amico canguro? Come siete stupidi voi umani!» Dora si girò e vide un piccolo uccello marrone con delle lunghe zampe. «Ma non ce n'è acqua qui!» «Che scema!» sghignazzò il tarabuso. «Ma se è sotto di te! Forza, fai un buco nell'erba!» Dora affondò le mani nell'erba e nel muschio e fece un buco. Ed ecco zampillare un getto di acqua chiara. La raccolse nelle mani e la versò sulla lingua secca del canguro e sulla sua pelliccia arruffata. Con sua grande gioia gli occhi marroni si aprirono e Dora capì che la sua cara amica non sarebbe morta. «Grazie per avermi indicato dov'era l'acqua», disse al tarabuso. Ma anche se l'uccello fu lusingato da queste gentili parole, non lo dette a vedere e fece un versaccio. Dopo essersi allontanato di qualche passo, si girò. Ma non ci vedi? C'è una grotta asciutta sotto quell'albero della gomma dove un canguro e una piccola stupida umana potrebbero benissimo riposarsi. «Grazie, grazie!» esclamò Dora aiutando il canguro a rizzarsi sulle zampe. Ma che fortuna aver trovato tanti buoni amici nella macchia. E presto avrebbe incontrato Guglielmo la cutrettola, che l'avrebbe aiutata a trovare la strada di casa. «Quando diventerò grande
Pensò: non permetterò a nessuno di fare del male ai miei amici della macchia. Il giullare Mingherlino e il castello scomparso. Nel piccolo aeroplano, Giullarino chiuse gli occhi, terrorizzato per la sua povera vita in pericolo. Non era mai stato in giro per il mondo prima di allora. Spero solo che il comandante Piendivento sappia dove va. Pensò. Invece, il comandante Piendivento non aveva idea di dove stesse andando. Cercava disperatamente di evitare dei rami enormi che sembravano piombargli davanti dal cielo. Chiedo scusa per questo volo un po' accidentato, vecchio mio, Gridò. sarà meglio che voliamo un po' più bassi. Ciò che seguì fu un incubo per Giullarino. Poi, all'improvviso, si trovarono in un folto garbuglio di ramoscelli e foglie. L'aria si riempì del ronzio di migliaia di insetti che schizzavano via in ogni direzione. Un momento dopo stavano scendendo a capofitto su uno stagno pieno di pesci e le ali dell'aereo quasi toccavano l'acqua. Attento alle rocce! Strillò Giullarino. Risalirono nuovamente, veleggiando, facendo capriole e sfiorando ogni angolo del giardino. Ma del castello scomparso nemmeno l'ombra. Infine, le parole che Giullarino tanto desiderava si fecero sentire. Tienti forte! Strillò il comandante. Stiamo atterrando! Pochi secondi dopo atterravano sul tetto di un capannone. È inutile. Bofonchiò Giullarino, barcollando fuori dall'aeroplano. Abbiamo guardato dappertutto. Ma il comandante Piendivento non si arrendeva così facilmente. C'è un posto dove non abbiamo cercato, Disse guardando sotto di sé. È vero! Esclamò Giullarino. Nel capannone! Presto! Andiamo! Scivolarono giù lungo una grondaia e guardarono dentro. Per Giove, Giullarino! Ecco il tuo castello! E infatti c'era un castello sul tavolo, solo che era tutto dipinto di un brillante rosso lacca. Il povero Giullarino era delusissimo. No, temo che questo non sia il mio castello. Con fatica si arrampicarono nuovamente sul tetto del capannone. Mi dispiace, vecchio mio. Disse il comandante. Credo che faremo meglio a tornare. Sta diventando buio. E per di più cominciava a piovere. L'aeroplano decollò dal tetto, ma malgrado gli occhialoni, il comandante non riusciva a vedere dove stessero andando. All'improvviso si udì un rumore assordante e uno stridìo acuto. Piume scure volavano per l'aria. Si erano scontrati con un enorme uccello nero. L'ala destra si è rotta! Vociò il pilota. Ma credo che ce la faremo lo stesso. Lo spero. Sospirò Giullarino. E di nuovo l'aereo salì verso il cielo. Erano bagnati fradici entrambi quando finalmente rientrarono dalla finestra e atterrarono sani e salvi sul pavimento. In lontananza udivano una folla di gente festante che applaudiva. Il comandante Piendivento saltò giù dall'apparecchio per investigare. Salve, Gualtiero! Gridò. Cos'è tutta questa allegria? È per Giullarino. Ridacchiò il pagliaccio.
Ha vinto il concorso per la casa più bella, ma non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Il comandante Piendivento corse ad aiutare l'inzuppato Giullarino ad uscire dall'aereo. Vieni, vecchio mio, Esclamò concitato. ho una sorpresa per te! Giullarino non credeva ai suoi occhi. Proprio di fronte a lui si ergeva il castello Rossolacca, con le torrette scintillanti e le bandiere candide come la neve. Giullarino era sbigottito. Quando si riprese, la cerimonia di consegna del primo premio era già finita e la folla festante era andata a consegnare il secondo premio. Giullarino salutò il comandante ed entrò nella sua casa nuova fiammante. Ma dentro tutto era esattamente come nel suo vecchio castello. Che strano! Pensò. Questo è il mio vecchio castello. Non avrò bisogno di nuovi libri di avventure per un bel po' dopo quelle che ho passato. Ho solo bisogno di dormire. Ma c'era una cosa che doveva fare prima di andare a letto. Giullarino si sedette a scrivere una lettera molto importante. Caro comandante Piendivento, grazie per il suo aiuto. Le accludo il milione che ho vinto. Così potrà riparare il suo aeroplano. Se passa di qui, l'aspetto per un tè e 2 chiacchiere. Il suo affezionato amico Giullarino Mingerlino. La cicala e la formica. In una splendida giornata estiva, una cicala stava seduta su un filo d'erba, godendosi il sole. «Che bel tempo quest'anno!» diceva fra sé e sé. «Non capisco proprio perché tutti lavorino con un tempo simile. Dovrebbero fare come me e divertirsi!» Felice giocava, cantava e saltava da un filo d'erba all'altro. A un certo punto saltò proprio sopra una piccola formica nera che trascinava a gran fatica un chicco di grano per aggiungerlo alle sue provviste. «Smettila di lavorare tanto!» gridò la cicala. «Vieni a gioire anche tu di questa meravigliosa giornata!» La formica alzò gli occhi verso di lei e sospirò. «Io penso al futuro», disse, «e tu dovresti fare lo stesso. Se non cominci a immagazzinare del cibo adesso, non avrai niente da mangiare quest'inverno». Ma la cicala rise. «Pensa al presente!» esclamò e schizzò via. Qualche mese dopo, in un freddo mattino, la cicala strisciava sul terreno gelato. Mentre arrancava faticosamente vicino a un gruppo di formiche, vide che erano riunite intorno a un pasto di grano. «Oh, vi prego, datemi un po' del vostro cibo», implorò. «Voi ne avete tanto e io non ho niente». «Ti conosco», gridò una delle formiche. «Hai riso di me quando ti dicevo di pensare al futuro. Pensa al presente, mi hai detto. Ma ora va
vai a cercarti il cibo da sola. E la formica, voltando la schiena alla cicala, finì allegramente il suo pasto. Angelo Perfetti. Angelo Perfetti era troppo buono per essere vero. Aiutava le vecchie signore ad attraversare la strada, non faceva mai rumore, beveva succo di prugne perché gli faceva bene al pancino e si lavava le orecchie almeno 2 volte al giorno senza che nessuno glielo raccomandasse. La sua camera era sempre in ordine e a scuola era il primo della classe. Angelo è davvero un angioletto, soleva dire la sua mamma. E le mamme degli altri ragazzi le facevano eco. Un angioletto davvero, ma dentro di loro pensavano: ma che barba! Un giorno Angelo si svegliò con uno strano prurito sulle scapole. Cercò di grattarsi, ma non ci arrivava. Quando fu l'ora di andare a letto, salutò i suoi genitori e salì diligentemente in camera sua. Stava per mettersi il pigiama quando vide nello specchio il riflesso delle sue spalle. C'erano 2 grosse protuberanze rosse. Quella notte dovette dormire sulla pancia e al mattino la giacchetta del pigiama gli stava stretta. Si guardò di nuovo allo specchio e cosa vide? Gli erano spuntate 2 piccole alucce. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Mentre si stava lavando i denti, strofinandoli dall'alto in basso, naturalmente, un bagliore si sprigionò dalla sua testa e prese la forma di un'aureola. Angelo stava diventando un vero angelo. Povero Angelo. Le ali formavano delle sporgenze nel maglione e l'aureola gli faceva venire mal di testa. Ma io non voglio diventare un angelo, pensò. Farò proprio la figura di uno stupido svolazzando intorno col camicione bianco. Già adesso non piaccio molto alla gente, figuriamoci poi se mi vedono trasformato in un angelo piumato. Si mise la giacca a vento per nascondere le ali e tirò su il cappuccio perché non si vedesse l'aureola. Ma mentre stava consegnando i compiti, in perfetto orario naturalmente, sentì le ali crescere e delle lunghe piume bianche caddero a terra da sotto la sua giacca a vento. C'era un solo modo per evitare di diventare un angelo. Doveva fare qualcosa di veramente cattivo, il più cattivo possibile. Angelo caro, ti prego, togliti la giacca, disse la maestra sorridendo teneramente al suo alunno preferito. Angelo tossicchiò nervosamente. No, rispose. La maestra rimase di sasso. Angelo, disse severamente, togliti la giacca. No, non voglio e non puoi obbligarmi, stupida vecchia ciabatta, le strillò facendole le boccacce. Intanto un'altra piuma svolazzò fuori dalla sua giacca a vento. Angelo! Stringendosi la giacca con le mani, si precipitò fuori dalla classe, fuori dalla scuola e via per strada. Si fermò solo vicino alla caserma dei pompieri e disegnò sul muro col gesso una caricatura della maestra e sotto ci scrisse: cattivo è bello, e la malvagità al potere. Poi si avviò verso i negozi lasciando dietro di sé una scia di piume d'angelo che sarebbe bastata a riempire un cuscino. Ma che fatica essere cattivo. Era proprio un compito difficile per un angioletto come Angelo. Nel supermercato fece cadere gli scaffali con tutte le scatole di piselli, spalancò i frigoriferi e scongelò tutti i polli. Fece cozzare uno dei carrelli contro lo scaffale dei pacchi di carta igienica che si srotolarono in tanti nastri festosi. «Ma chi è questo diavoletto?» gridarono i clienti e il proprietario lo minacciò col pugno. Angelo si toccò l'aureola. Si stava raffreddando tutta, tranne un pezzettino ancora caldo sul dietro della testa, e scomparve del tutto quando ebbe tirato pietre alle anitre dello stagno. Dopo aver sgonfiato un paio di gomme d'auto, suonato tutti i campanelli che trovava e rubato il lecca-lecca a un bambino,
si rese conto che cominciava a prenderci gusto. Una risatina diabolica gli gorgogliava in gola e le piume d'Angelo continuavano a cadere come pioggia. Vieni qui, diavolaccio! Gli gridò dietro un uomo al quale aveva infranto la vetrina. Angelo continuò la sua corsa e quando incrociò la banda dell'esercito della salvezza, rubò il salvadanaio. Arrivato in camera sua, saltò con gli stivali sul letto finché ruppe tutte le molle. Poi tirò fuori i suoi giocattoli senza rimetterli a posto. «Dammi da mangiare, mamma!» comandò. «E che sia subito!» «Ti sei lavato le mani, caro?» chiese la mamma. «No, e non mi laverò mai più! E nemmeno mi spazzolerò più i denti dall'alto in basso!» «Angelo!» lo sgridò suo padre. «Mamma, ma cosa è successo al ragazzo? È malato?» Per dire la verità, Angelo non si sentiva affatto bene. Gli doleva moltissimo la fronte. «Beh, l'aureola non può essere di certo», pensò. «Non ho fatto una sola cosa buona in tutto il giorno». Corse in bagno a guardarsi allo specchio. E cosa vide? Sulla sua fronte c'erano 2 piccole protuberanze rosse. Gli occhi gli brillavano stranamente e sentiva un dolorino in fondo al sedere. Solo il mattino dopo Angelo capì. Gli erano spuntati 2 bellissimi cornini e una lunga coda a punta gli ciondolava dietro. Angelo era un diavolo. Povero Angelo. Gli toccava diventare buono un'altra volta. Chiese scusa alla mamma, restituì il salvadanaio all'esercito della salvezza e andò a pulire il muro della caserma dei pompieri. Si scusò anche con la maestra. «Non ero in me ieri», disse, e siccome lei gli chiedeva come mai avesse la fronte bendata, «Ho battuto la testa», mentì, e la coda, arrotolata dentro i pantaloni, crebbe un altro pochino. Solo dopo 3 giorni di buon comportamento, la coda e i cornini sparirono durante il bagno. Angelo tirò un sospiro di sollievo e promise a se stesso di non essere mai più proprio cattivo. Ma per evitare che gli crescessero di nuovo le ali e l'aureola, volle sempre lavarsi i denti da una parte all'altra e non dall'alto verso il basso, come tutti gli avevano raccomandato di fare. Il pifferaio magico. Un topo vivo, grasso e nero, pieno di pulci, trascinava la sua lunga coda sul burro e annusava i formaggi. Prima un topo, poi 2, poi 10, poi 20, un'invasione di topi. Da principio solo in qualche casa di Amelin c'erano dei topi, poi tutte le case furono infestate da centinaia di topi e ogni giorno ce n'erano di più, prima un centinaio e poi 1 migliaio e poi decine di migliaia e infine 1 milione di topi. Gli abitanti di Amelin provarono tutti i mezzi per liberarsi da quella piaga. Li presero a bastonate, gli tirarono addosso secchi d'acqua, prepararono trappole con pezzi di formaggio avvelenato, ma per ogni 10 topi morti sembrava che ne spuntassero altri 20. All'inizio era la gente a cacciare i topi dalle case, ma poi furono i topi a cacciare gli abitanti dalle loro case, finché tutti si radunarono sulla piazza principale della città di fronte al municipio. «Liberateci dai topi!» urlavano al sindaco. «Liberateci dai topi!»
Il sindaco uscì dalla sua grande casa scrollando un topaccio nero dalla sua veste. «Che cosa fate tutti qui? Presto, circolare, circolare! Che cosa state facendo contro i topi, eh?» chiesero. Io, ecco, ci sto pensando», rispose il sindaco. «Non basta!» vociò la gente. «Liberateci dai topi o noi ci libereremo di voi!» A un tratto si udì una voce chiara sovrastare tutto quel vocio. Fece tacere tutti, perfino il sindaco. «Io vi libererò dai topi!» La folla si divise. Uno straniero venne avanti fino a dov'era il sindaco, alto, magro, con un portamento eretto, vestito con degli strani abiti colorati. Il suo giubbetto era di un verde smagliante, guarnito di borchie e fermagli e ricamato d'oro. Indossava un vestito di un bellissimo rosso ciliegia, come la lunga penna che pendeva dal nastro del suo cappello. Le calze erano arancioni, a righe verde smeraldo. Aveva occhi penetranti di un giallo felino e due lunghi baffi che gli pendevano dal labbro superiore come code di topo. «Tu ci puoi liberare dai topi?» chiese qualcuno tra la folla. «Sì, posso. Se glielo dico io, se ne andranno e non torneranno mai più». «E allora forza, straniero, datti da fare», ordinò il sindaco. «Voglio essere pagato», sibilò lo straniero tra i denti. «Uno scellino per topo». La notizia fece il giro della folla. «Uno scellino per topo. Vuole uno scellino per topo», sussurravano. «Uno scellino a testa», strillò il sindaco. «Credi forse che noi siamo fatti di soldi? Ma lo sai quanti topi ci sono ad Amelin?» «Ho fatto un conto approssimativo», rispose lo straniero. «Saranno 1.000.000. «Ci devi dare un po' di tempo», ribatté il sindaco. «Devo consultarmi con la giunta comunale. È una quantità enorme di denaro. E anche la quantità dei topi è enorme», disse lo straniero abbozzando un sorriso. «La giunta vorrà sapere con chi abbiamo a che fare. Che nome devo dire loro?» «Mi chiamano il pifferaio», rispose lo straniero. «Avete tempo fino al tramonto per decidere. Aspetterò qui fino all'ora». E si sedette sull'orlo della fontana della piazza. Aprì una bisaccia di cuoio e tirò fuori un flauto d'ottone. E rimase seduto là, lustrando il flauto con un pezzo di stoffa, mentre il sole compiva il suo percorso nel cielo. Il sindaco si affrettò a riunire tutti i suoi collaboratori. «C'è un uomo là fuori che dice che può liberarci dai topi. In realtà assomiglia lui stesso a un topo. Ha degli occhi strani». «Cosa vuole in cambio?» chiesero i consiglieri. «Possiamo permetterci la spesa?» «Vuole uno scellino per topo». «Uno scellino per topo? Che prezzo! Dovremo aumentare le tasse e questo non piacerà alla gente. Odiano i topi, ma odiano ancor di più separarsi dal loro denaro». «Ah ah ah! Chi ha parlato di pagare?» sghignazzò il sindaco. «Facciamo finta di acconsentire alle sue richieste e lasciamogli portar via tutti i topi. Quando ci avrà liberati e chiederà la ricompensa, lo scacceremo senza un soldo». «Questa sì che è una pensata!» esclamò il vice sindaco. «Che piano! Ora capisco perché ti hanno fatto sindaco». Il pifferaio stava ancora seduto sul bordo della fontana quando il sindaco uscì dal municipio. «Ebbene, avete preso una decisione?» «Sì, certamente, giovanotto. Pagheremo volentieri uno scellino per topo se ce ne liberi per sempre. Hai la nostra parola. Quando puoi cominciare?» «Lo farò stanotte», disse il pifferaio. «Dite a tutti di non uscire di casa».
Il sindaco fece un largo sorriso, si avvolse nella veste e tornò dignitosamente, come si conviene a un sindaco nella sua casa. I suoi 5 figli gli vennero incontro in lacrime. I topi si sono mangiati il nostro pranzo e hanno morsicato il piccolino. Papà, fai qualcosa per favore. Non temete, bambini, rispose. Domani non ci sarà più un topo in tutta Amelin e potrete dormire tranquillamente nei vostri letti. Eleggere un sindaco come me è stata la cosa migliore che questa città potesse fare. Quando il sole tramontò e la gente di Amelin si fu ritirata nelle case infestate dai topi, una figura solitaria fece la sua apparizione sulla piazza principale. Il pifferaio, con il suo flauto d'ottone in mano, se ne stava là in piedi, fissando la luna nascente. Si accostò il flauto alle labbra e cominciò a suonare una melodia triste e ossessiva, un motivo che i cittadini di Amelin che ascoltavano dietro le loro finestre non avevano mai sentito. Che musica usciva da quel piccolo flauto, fluttuava per la piazza, si insinuava in ogni vicolo, trovava eco nei portoni, giungeva perfino sui tetti più remoti. Nessuno in Amelin poteva evitare di ascoltarla, nemmeno i topi. Qualcosa si mosse nell'oscurità. Era un topone grasso e nero che, seduto sulle zampette, con la testa piegata da un lato, ascoltava. L'oscurità pullulava di topi. Il pifferaio suonava e suonava, sembrava che non prendesse neppure fiato. Si fece strada nel mare di topi che si divisero per lasciarlo passare e si incamminò in direzione delle porte della città. E i topi in processione dietro di lui, attirati dalla musica più di quanto non lo sarebbero stati dall'odore del cibo. La città di Amelin, come si sa, è in prossimità del fiume Weser. Quando il pifferaio arrivò vicino all'acqua, smise di suonare e si fermò. Anche i topi si fermarono e 1 milione di musi lo osservavano attenti. «Saltate!» gridò il pifferaio. Tutti i topi intorno a lui si gettarono nel fiume. Nemmeno uno rifiutò, nemmeno uno esitò. L'uno dietro l'altro si gettarono a capofitto nel fiume ghiacciato e scomparvero. Ultimo della fila veniva il topo più grosso di tutti, il milionesimo. Gonfio di formaggio rubato, si muoveva lentamente e arrivò a fatica sull'orlo del fiume. Il pifferaio gli dette un calcio sulla groppa nera e lo fece piombare nel fiume, dove affondò come una pietra. Quando il pifferaio fu di ritorno ad Amelin era notte fonda, ma egli bussò rumorosamente alla porta del sindaco. Poco lontano un cane abbaiò, alcuni si agitarono nei loro letti. Per la prima notte in molti mesi la gente stava dormendo indisturbata. Il pifferaio bussò di nuovo e alla fine apparve il sindaco in camicia da notte. «I topi se ne sono andati», disse il pifferaio. «Mi dovete 1 milione di scellini». «Andati? 1 milione di topi? Beh, dov'è la prova? Dove sono?» «Voi volevate che se ne andassero da Amelin? I topi sono tutti affogati nel fiume e io esigo il pagamento di uno scellino per topo». «Stupidaggini! Non pagherò certo per dei topi affogati nel fiume. Eravamo rimasti d'accordo di pagare 1 scellino per topo e tu non mi hai portato nemmeno un topo. E ora vattene!» Cercò di sbattergli la porta in faccia, ma gli irati
occhi gialli del pifferaio lo spaventarono. «Togli il piede dalla porta e ti darò 100 scellini, tanto per rimanere amici. Va bene? Ti puoi tenere i tuoi 100 scellini», disse il pifferaio mostrando i suoi piccoli denti aguzzi. «Troverò io la maniera di far pagare i miei servigi a te e alla tua città». Si girò e se ne andò. Quando si fu allontanato, il sindaco tirò un respiro di sollievo e poi andò a buttar giù dal letto il figlio maggiore. «Corri alla casa del vice sindaco e digli di organizzare una festa in municipio per domani a mezzogiorno. Vino e cibo gratis per tutti ad Amelin». «Anche i bambini possono venire, papà?» «No, di sicuro. Credi forse che la città sia fatta di soldi? I ragazzi rimarranno a casa e si comporteranno bene. Ora sbrigati!» E che festa fu! Ci furono brindisi a non finire per il sindaco. Dopo essersi guardato attorno per esser sicuro che quello straniero alto e sinistro non fosse tornato, salì su un tavolo e fece un discorso. «Finalmente, e per concludere», disse, «ho mandato via lo straniero senza dargli una sola moneta di rame. In breve vi ho salvato dai topi senza pagare un centesimo». Nella piazza deserta del paese, vicino alla fontana, sedeva l'unico adulto che non era stato invitato alla festa, il pifferaio che stava nuovamente lustrando il suo piffero. Accostò il flauto alle labbra e cominciò a suonare. Non era il motivo triste e ossessivo della notte precedente, ma un'allegra musica fatta per danzare. E che melodia usciva da quel piccolo flauto! Fluttuava per la piazza, si insinuava in ogni vicolo, trovava eco nei portoni, giungeva perfino sui tetti più remoti. Quelli che erano in municipio non la udirono naturalmente. Il rumore della festa era così forte che soffocava il motivo del pifferaio. Ma i ragazzi la udirono. Il primo fu un bambino che corse nella piazza e rimase incantato a guardare il pifferaio. Poi ne arrivò un altro facendo le capriole, poi un altro e un altro ancora. Alcuni danzavano, altri saltavano, altri ancora ballavano o saltavano con un piede solo sulle pietre del selciato. Dopo un po' tutti i bambini di Amelin stavano giocando in piazza. Il pifferaio si alzò e cominciò ad avviarsi verso le porte della città. E un mare di ragazzi lo seguì. Alcuni corsero a casa a prendere anche i fratellini e le sorelline più piccole. Mentre camminavano, cantavano e intanto si avviavano verso il fiume. E nessuno era stanco quando traversarono il ponte sul fiume e si arrampicarono sui fianchi della montagna purpurea. Nel pomeriggio dopo la festa i grandi tornarono a casa. Piano piano, uno per volta, i genitori si resero conto che i loro bambini non c'erano. Il sindaco ha 5 figli, lui deve sapere dove sono andati. È vero, chiediamolo al sindaco, il sindaco ha una risposta per tutto. Lo trovarono seduto sui gradini di casa che piangeva la scomparsa dei suoi 5 figli. «Ah, se avessi mantenuto la promessa», andava ripetendo. «Ah, se avessi mantenuto la mia parola». Teneva stretto nel pugno il biglietto che aveva trovato poco prima attaccato alla porta di casa. C'era scritto: per aver eliminato 1 milione di topi, 253 bambini di Amelin. Pagamento effettuato. Era firmato il pifferaio.
mentre il sindaco consegnava le insegne del suo mandato all'infelice popolazione, si udivano in lontananza le note di un flauto provenire dalla montagna purpurea. E i bambini di Amelin non tornarono mai più dai loro genitori taccagni e imbroglioni.